Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Studio 1 SGL. Abbiamo contattato la consigliera regionale Erika Baldin per poter parlare con lei dei Green Corner. Un saluto di benvenuto a Erika Baldin. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, carissima consigliera, noi chiamiamo consigliera o consigliere, insomma adesso ancora non si è riuscito a capire qual è il modo esatto per pronunciare i ruoli al femminile, ma parliamo invece nel suo intervento in Consiglio regionale a proposito dei Green Corner. Praticamente la regione ha fatto una marcia indietro rispetto a quello che era stato un precedente disegno di legge a favore di questi punti di erogazione e lei ha fatto un intervento proprio per stigmatizzare questo cambio di direzione e volevamo sapere, per informare il pubblico, per far conoscere insomma, in che cosa consistono effettivamente questa legge relativa ai Green Corner. Allora, diciamo che per quanto riguarda la proposta di legge che è passata ovviamente per volontà della maggioranza in Consiglio regionale di qualche giorno fa, la proposta appunto è quella di eliminare in sostanza quella che era stata una legge approvata nella scorsa legislatura all'unanimità, che prevedeva l'obbligo per i comuni della regione del Veneto di dotarsi delle famose casette dell'acqua e anche per tutti gli enti strumentali e regionali, nonché quelli del servizio sanitario regionale. Quindi è stato un passo indietro che abbiamo insomma sottolineato come opposizione in Consiglio regionale da parte della maggioranza attuale, proprio che sconfessa se stessa in sostanza. Io ho fatto presente che c'è una proposta di legge a mia prima firma che avevo già presentato nella scorsa legislatura, ma sono sempre temi assolutamente attuali e prevede la concessione di contributi per i negozianti, insomma, i commercianti che desiderano intraprendere un'attività di distribuzione di alimenti e bevande oppure anche di prodotti, semplicemente dei prodotti alla spina. E in questo modo si farebbe sicuramente del bene all'economia locale e anche all'ambiente, perché sappiamo che la plastica è il principale rifiuto che produciamo noi attualmente. Non solo si traduce in una tutela ambientale, un minore impatto sulla salute, ma anche un beneficio sulle tasche dei cittadini, perché abbiamo un risparmio calcolato di circa 700 euro all'anno andando ad acquistare appunto prodotti alla spina secondo un'indagine di Federconsumatori. Quindi è una proposta che ha ripercussioni sicuramente importanti e positive in tanti aspetti e andrebbe valorizzata e portata avanti. Io ho detto semplicemente potete farne uno voi a vostra firma, togliete il mio nome, l'importante è che progetti di questo genere possano trovare applicazione In e effetti già in il altre cambio, regioni lo si sta mi scusi facendo. se la interrompo, in effetti il cambio di direzione, cioè il paradigma che dobbiamo prendere in considerazione un po' tutti, è proprio quello legato alla possibilità di un cambiamento. Ho sentito anche Giuseppe Conte parlare in questa direzione che riguardo alle nostre abitudini. Dobbiamo renderci conto che abbiamo consumato suolo, abbiamo consumato la terra, abbiamo inquinato il pianeta e ora abbiamo la necessità di cambiare direzione. Anche le nostre abitudini, quelle più che possono sembrare semplici, e proprio quello degli imballaggi è un argomento fondamentale perché è importante non interrompere il ciclo produttivo, ma evitare di produrre tanta di quella spazzatura che viene poi abbandonata proprio in funzione dei tanti involucri che contengono i prodotti. Dobbiamo arrivare a un
la possibilità di non avere imballaggi, è giusto? Beh, certamente la necessità è quella di limitarli in maniera forte. Questo è frutto di decenni, insomma, di consumismo forsennato e inarrestabile. Gli effetti però ricadono su noi stessi e su chi verrà dopo di noi. Abbiamo inquinato veramente tutto ormai, dall'aria all'acqua alla terra. E è da tardi, secondo me, agire ora, ma prima lo si fa e meglio è. Quindi una inversione di marcia in questo senso è necessaria per la nostra stessa sopravvivenza in questo pianeta e da parte della Regione del Veneto serve più coraggio sotto questo aspetto. Quindi dal mio punto di vista serve assolutamente che tutto quello che si può fare a beneficio dell'ambiente, che poi alla fine ne va della nostra stessa salute, si faccia il prima possibile. Certo, della nostra salute ma anche della nostra sopravvivenza, come giustamente diceva lei, guardando al futuro di chi verrà dopo di noi. Volevo salutarla dando un accenno a quello che sarà un appuntamento, anche quello molto importante, che il Veneto, o almeno quella parte di veneti che vogliono reclamare i propri diritti, il 9 aprile. C'è un appuntamento molto importante, ce lo vuole accennare? Sì, c'è una manifestazione regionale per la sanità pubblica che si terrà a Padova dalla mattina, appunto il 9 di aprile in piazza, ed è sicuramente un'occasione importantissima proprio per manifestare per una salute, una sanità che sia incentrata sulla persona e sul pubblico, perché purtroppo lo stiamo vedendo, in questa regione sta prendendo un po' troppo spazio il privato a scapito di quelli che sono i servizi pubblici all'utenza, ed è una manifestazione organizzata da tanti comitati e associazioni, quindi è importante esserci come cittadini e come rappresentanti delle istituzioni tutte. Assolutamente, ci saremo anche noi, vi verremo a trovare con le nostre telecamere e realizzeremo un servizio anche con le persone presenti. D'accordo, consigliere, la ringrazio per averci dedicato un po' di tempo e ci rimandiamo magari, noi siamo qui pronti a servire l'informazione libera e indipendente e quindi qualche altra volta la disturberemo per qualche altro argomento. È un piacere, grazie a voi, arrivederci. Termina questo nuovo appuntamento di Studio 1 SGL. Se volete potete prendere contatto con la nostra redazione attraverso l'indirizzo di posta elettronica e seguire tutte le nostre puntate sulla nostra pagina Facebook. Un saluto a tutti voi e un appuntamento alla prossima puntata.